Dare nuova vita alle opere custodite nei musei italiani e nei loro depositi. Un'opportunità unica di raccontare il patrimonio culturale italiano. Nel 2015 è nato un nuovo progetto per promuovere la ricerca, la conservazione e la conoscenza del nostro patrimonio nel mondo. Lo abbiamo chiamato Sleeping Beauty. Il progetto Sleeping Beauty nasce nel segno della condivisione di opere d'arte, condivisione di materiali archeologici, ma soprattutto condivisione di esperienze e di idee. Abbiamo messo insieme una banca dati virtuale che unisce le opere conservate in decine e decine di depositi di musei italiani, migliaia di reperti che raccontano la storia del nostro paese. La condivisione tra musei italiani per costruire questo deposito virtuale è stata poi traghettata nella condivisione con musei stranieri. Da qui nasce la collaborazione con i musei americani per raccontare la storia della produzione di vetro nell'area altoadriatica tra la protostoria e il Medioevo. Nei musei archeologici nazionali dell'Alto Adriatico sono conservati reperti che narrano la nascita di un'antica tradizione, quella della produzione del vetro. Questi materiali, se presi nel loro insieme, mostrano una continuità unica dall'età del bronzo ai tempi moderni, una storia lunga più di 2000 anni. Nei magazzini dei musei spesso si conservano oggetti poco studiati o mai valorizzati. Guardare a questi oggetti con l'ottica dell'archeologia della produzione significa chiedersi non solo come sono stati prodotti, ma anche qual era il sapere tecnico degli artigiani, quali erano i rapporti sociali fra artigiani e consumatori, come gli oggetti erano utilizzati e, in fondo, anche come sono arrivati in museo. I ritrovamenti, frutto di oltre 40 anni di ricerche in Polesine, forniscono informazioni straordinarie sull'inizio della produzione di vetro in Europa. Testimonianza dei villaggi che popolavano l'antico fiume Po, come Frattesina, sono i crogioli con residui di lavorazione del vetro e migliaia di perle di vetro custoditi dal Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, che ha sede nelle Barchesse della Villa Badoer progettata da Palladio. La fondazione delle città di Este e Adria, la presenza etrusca e l'influenza greca consentono di comprendere chiaramente il motivo della presenza di materiali importati e nuove produzioni locali. Un periodo caratterizzato da un forte dinamismo delle antiche popolazioni veneziane, celte ed etrusche. Nei musei archeologici nazionali di Adria e di Este si possono ammirare preziosi oggetti di vetro utilizzati nei rituali funebri. Studiare nel dettaglio i materiali, i reperti provenienti dalla regione del Veneto, quindi l'Italia nord-orientale, è utile alle ricerche archeologiche perché qui si concentrano di fatto non solo i materiali vitrei, ma abbiamo importanti manifestazioni di contatti con il Mediterraneo orientale rappresentati da molteplici beni di lusso. Mi riferisco all'avorio, all'ambra che arriva dall'Europa settentrionale, ambra baltica, e qui veniva lavorata, e quindi dobbiamo pensare ad un grande network fatto anche probabilmente di molti altri materiali deperibili, di cui oggi noi non possiamo più avere traccia, ma che ci certificano e ci raccontano storie di importantissimi contatti che fanno sicuramente luce sulle relazioni sociali, commerciali e sulle conoscenze nel mondo antico. Il restauratore, appena si scopre una tomba, un corretto tombale oppure inabitato, viene chiamato dall'archeologo per fare il prelievo dei reperti e soprattutto curare l'imballaggio. La sinergia è completa quando finiamo il lavoro di restauro e assieme all'archeologo si studia un piano di azione per completare tutto lo studio scientifico del materiale archeologico. Dal passato riusciamo a carpire tutti i segreti dei nostri antichi avi per far capire ai giovani che senza radici non c'è storia, non c'è futuro. Lo sviluppo del commercio in tutto il Mediterraneo aumentò durante il periodo romano.
La produzione del vetro in questo momento raggiunge esiti altissimi, come testimonia antiche e raccontare queste storie, ma un altro obiettivo è quello di condividere esperienze attuali. Quindi il progetto nasce con un laboratorio sul restauro del vetro antico, in cui archeologi, restauratori italiani e americani stanno lavorando insieme, riflettendo e mettendo a sistema le proprie personali esperienze. a Venezia, nelle sale della Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, 14 restauratori e archeologi si sono confrontati sulle ultime tendenze del restauro, grazie alla presenza di esperti e tecnici dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e del Corning Museum of Glass di New York. I'm very happy to be here as part of this symposium and meet all the archaeologists and conservators who have come to join in on this. This is also a great opportunity for us to continue research and collaboration in the conservation of glass, which has been one of the things true to my heart, is in the field of advancing the way we work with glass and preserve it for generations to come. Tutto parte dal pensiero di Cesare Brandi, fondatore dell'allora Istituto Centrale per il Restauro, nel 1939 insieme a Giulio Carlo Argan, che pose le basi appunto di un nuovo approccio a questa professione che avesse non soltanto dei fondamenti tecnico-pratici, ma che avesse appunto quei fondamenti scientifici per poter considerare e valutare l'opera, per poterla conservare, rispettandola al meglio, poterla tramandare al futuro. È importante per un restauratore italiano avere dei confronti con dei colleghi esteri perché insomma tutte le occasioni di confronto in realtà sono preziose. Dal punto di vista tecnologico credo che qualche volta rischiamo di essere un po' in ritardo, però credo che dal punto di vista metodologico e critico invece il restauro italiano sia sempre all'avanguardia perché abbiamo una lunga consuetudine, una tradizione di restauro che ci copre le spalle. Essere restauratore in un museo comporta il fatto di dover restaurare e operare su tantissimi materiali, tra cui il vetro, la ceramica, il ferro, il bronzo. Restauratori, archeologi, storici dell'arte lavorano sulle opere e intorno alle opere. Nei depositi dei musei italiani sono conservati milioni di reperti che testimoniano la nostra storia. Far uscire quelle opere da questi musei, da questi depositi, portarle all'estero, vuol dire raccontare la nostra storia.